Dopo il via libera del commissario Figliuolo, il Friuli Venezia Giulia si prepara ad aprire le prenotazioni dei vaccini anche per la fascia 16-39 anni. La platea di 270.000 persone, un quinto delle quali già vaccinate o prenotate. L'indagine congiunturale di Confcommercio evidenzia il trend positivo del terziario, aumenta la fiducia del turismo, ma spaventa lo sblocco dei licenziamenti, 40.000 posti a rischio in regione d'Abruzzo, a riqualificare i lavoratori. Pordenone e Cordenons dichiarano guerra a chi fa l'elemosina in città, invitando le persone a non dar loro denaro, indirizzando la carità alle associazioni del territorio. Nel 2020 sanzioni d'Aspo per 20 accattoni molesti. Solo alla primaria Alberti sono 200 i bambini che oggi hanno aderito alla protesta del panino Udine contro il servizio mensa per il loro pranzo al sacco, sciopero del panino anche in altre scuole cittadine. Si prepara alla ripartenza il mondo dei dilettanti, accordo tra Regione e FIGC per organizzare il Vaccine Day per i calciatori e via il Carnico. Il presidente nazionale Gravina in visita in Friuli sabato 5 giugno. Buonasera, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Agende vaccinali aperte per tutti dal 3 giugno. Lo ha deciso il commissario Figliuolo. L'orientamento della nostra regione è di farsi trovare pronta all'appuntamento giovedì prossimo. Dopo quella del ministro Speranza, che farà scattare la zona bianca in Friuli Venezia Giulia da lunedì 31 maggio, arriverà l'ordinanza del presidente Fedriga con l'elenco delle attività che riapriranno con 2 settimane di anticipo rispetto alle regioni in giallo. Per i vaccini scatta l'ora del liberi tutti. Dal 3 giugno non si procederà più per fasce d'età, lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Da giovedì prossimo le regioni potranno aprire le agende per le vaccinazioni anche per le persone tra i 39 e i 16 anni. L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, nel pomeriggio ha dato il via libera alle 2 dosi di Pfizer anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L'orientamento della nostra regione è quello di rispondere presente all'appello del 3 giugno. Il presidente Massimiliano Fedriga ha più volte sottolineato la necessità per il Friuli Venezia Giulia, alle prese con i noti problemi di adesione alla campagna vaccinale, di consentire a tutti di poter prendere appuntamento per la vaccinazione. In attesa dell'ufficialità sulla data del 3 giugno, è già certo che le modalità per prenotarsi resteranno sempre le stesse: CUP delle aziende sanitarie, call center al numero unico 0434 22 35 22, farmacie e web app. Quanto al passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona bianca, all'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che entrerà in vigore da lunedì 31 maggio, seguirà quella firmata dal presidente Fedriga. Sarà recepito il provvedimento ministeriale e con esso anche le linee guida proposte dalle regioni e condivise dal governo. Nell'ordinanza regionale sarà inserito l'elenco delle attività che riapriranno con un anticipo di 2 settimane rispetto a quanto accadrà per i territori che rimarranno in zona gialla. Di fatto riparte tutto, ma restano in vigore le misure che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento e l'igienizzazione delle mani. È potenzialmente di 270.000 unità la fascia tra i 16 e i 39 anni in regione, di cui 50.000 hanno già ricevuto il vaccino o si sono già prenotati perché appartenenti ad altre categorie. Restano però bassi i numeri delle vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia, l'adesione in particolare delle fasce più giovani resta sotto la media nazionale. Metà degli aventi diritto nella fascia 40-49 anni non hanno prenotato l'inoculazione. Dati pericolosamente sotto la media delle altre regioni, in alcuni casi di parecchi punti percentuale. Il problema della campagna vaccinale in regione non è l'assenza di dosi o la lentezza delle inoculazioni, che anzi hanno ritmi molto elevati, ma l'assenza di persone da vaccinare. Le adesioni, in particolare per le fasce più giovani, sono pericolosamente basse. Se l'adesione per gli over 70 supera l'80%, nella fascia 60-69 anni arriva al 71%, 64% tra 50 e 59 anni e addirittura 54% tra i 40 e i 49. Oggi abbiamo vaccinato il 46% della nostra popolazione che ne ha la possibilità, e il 21% in seconda dose, e quindi dobbiamo proseguire con questa velocità perché la vera grande risposta a sconfiggere l'epidemia è il vaccino. Noi abbiamo 2 cose da poter fare: rispettare le regole che ci vengono date,
che io auspico siano poche e controllate, e vaccinarci. Non abbiamo altri strumenti in questo momento per tornare ad una condizione il più possibile normale, come tutti desideriamo da tempo. Stiamo marciando tra 90 e 100.000 vaccini alla settimana, quindi è chiaro che dipende dal numero delle dosi. Sappiamo che c'è una platea dai 16 anni fino ai 39 di 270.000 persone, sappiamo anche che 50.000 di queste sono già prenotate, in parte anche già vaccinate. Firma questa mattina a Udine tra Regione e mondo della cooperazione per un accordo di programma sulle vaccinazioni. Le cooperative si metteranno a disposizione per accelerare sia nelle inoculazioni ma soprattutto nel raccogliere adesioni e gestire le vaccinazioni in azienda. Il mondo della cooperazione scende in campo per la campagna vaccinale. I vertici di Legacoop, Confcooperative e AGCI hanno siglato un accordo con la Regione per avviare le vaccinazioni nelle 800 imprese cooperative aderenti alle 3 centrali regionali. L'accordo è un accordo in particolare tra imprese, associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ovviamente con la Regione, per la partecipazione delle imprese alla campagna vaccinale, quindi mettere a disposizione strutture e impegno per superare una situazione che sta diventando effettivamente preoccupante. Passata al momento di maggiore percezione del rischio, in questo momento si registra un rallentamento non tanto della capacità di vaccinazione quanto delle disponibilità delle prenotazioni. L'ha detto anche l'assessore, ma lo si percepisce, mi verrebbe da dire, quotidianamente, parlando anche con i colleghi, con gli amici. Non è il problema di chi dei Novax, il problema è di tanti che non sentono quella pressione e quindi, ma io aspetto. È pericolosissimo, noi dobbiamo riuscire a esercitare anche il ruolo di leadership che come imprese dobbiamo esercitare nei confronti dei nostri soci lavoratori, perché comprendano quanto questa campagna vaccinale sia importante per loro, ma per i loro colleghi, per le loro famiglie. I dati dei contagi di oggi sono 21, ancora in calo le positività nella nostra regione, rilevate su 6.653 tra tamponi molecolari, test rapidi antigenici. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso, calano i ricoveri nelle terapie intensive, 6 in tutto, e restano stabili i pazienti accolti in altri reparti che sono 41. Scendono a 4.905 le persone in isolamento. Vietato togliere la mascherina anche se il Friuli Venezia Giulia diventa zona bianca, a ribadirlo a scanso di equivoci il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Probabilmente entriamo in zona bianca, ma dobbiamo essere sempre molto attenti. Le regole sono sempre le stesse, il distanziamento e soprattutto le mascherine. Non dimentichiamocele e varranno per parecchio tempo, credo. Quindi non abbassiamo questa regola che è fondamentale e ormai consueta anche per tutti noi. Grazie. Sono le parole del prefetto di Udine Massimo Marchesiello a pochi giorni dal cambio di colore del Friuli Venezia Giulia che diventa regione bianca. L'autorità di governo ricorda come chi non indossi il presidio di protezione delle vie aeree non solo metta a rischio la propria incolumità e quella altrui, ma che rischi, se controllato, di essere sanzionato e quindi di pagare 400 euro, anche se in misura ridotta, entro 5 giorni. La mascherina può essere tolta solo in locali pubblici se seduti, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza. Può essere tolta solo in spazi privati con conviventi. Deve essere indossata sempre in spazi aperti dove sia possibile incontrare altre persone. Anche le persone vaccinate la devono indossare. Siamo alla cronaca, doppio incidente lungo l'autostrada A4 questo pomeriggio nel primo scontro tra due mezzi pesanti avvenuto tra San Stino e Portoguaro in direzione Trieste. Una persona è deceduta. Poco dopo il casello di Latisano un secondo incidente. Una famiglia tedesca che viaggiava a bordo di un camper si è fermata a bordo strada per il cambio di uno pneumatico e il veicolo è stato investito da un camion. Il conducente del camper, un uomo di 53 anni, è stato ritrasportato all'ospedale di Udine in gravi condizioni.
e versa in gravi condizioni, trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine un uomo di 71 anni che nel pomeriggio è stato colto da un infarto mentre si trovava all'interno di un negozio di Codroe e poi è stato soccorso da un cliente e dal titolare che hanno chiamato subito il 112. Non è stato l'incendio che si è sviluppato nella sua abitazione di Trieste a causare la morte del 35enne Luca Lardieri. Secondo la ricostruzione della questura, l'uomo è stato accoltellato dopo una lite da un 27enne che poi ha innescato il rogo per cancellare le tracce. È un cittadino dominicano del 1994 l'uomo arrestato dalla polizia con l'accusa di aver ucciso Luca Lardieri, un giovane ragazzo triestino. Il sospettato ha agito il 3 aprile quando, secondo la ricostruzione dell'indagine coordinata dal PM Massimo De Bortoli, al termine di una lite ha sferrato una coltellata al collo di Lardieri. Il giorno successivo, la domenica di Pasqua, il dominicano, che era ospitato nell'appartamento di via del Ponzianino 3, è tornato sulla scena del delitto innescando un incendio a cui è seguita un'esplosione. I pompieri hanno trovato Lardieri mezzo carbonizzato sul letto e dall'indagine della scientifica erano state rivelate tracce ematiche che avevano fin da subito fatto sospettare i poliziotti che l'incendio servisse in realtà a coprire le tracce di un delitto. L'autopsia ha poi tolto tutti i dubbi e la squadra mobile, tramite le numerose testimonianze, è risalita al 27enne. Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza fino all'arresto il 24 maggio, quando il giovane è stato intercettato in un quartiere periferico di Trieste e ha tentato di fornire delle false generalità. Arrestato per detenzione di droga a fine dispaccio un trentenne senza fissa dimora. Durante un controllo dei carabinieri di Venzone è stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione di 700 euro in contanti. Tutto sequestrato, denunciato per un complice a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dal NOR della compagnia di Tolmezzo insieme ai militari di Osoppo. Ed è finito in manette anche l'ultimo componente della banda delle ruspe che assaltava le aree di servizio dei distributori sradicando le colonnine self-service in Friuli Venezia Giulia. La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato il quarto e ultimo componente di una banda specializzata negli assalti con ruspe e distributori di carburante nel nord Italia. Si tratta di un giovane di 22 anni rintracciato in Romania grazie al coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. I primi 3 componenti della banda erano stati già arrestati a metà maggio durante un'operazione di polizia transnazionale condotta tra Italia e Romania. Il ragazzo allora era sfuggito alla cattura e è stato fermato dalla polizia romena grazie al mandato di arresto europeo emesso dal GIP del Tribunale di Pordenone. Si era rifugiato da alcuni amici. Il gruppo criminale tra gennaio e aprile aveva messo a segno numerosi furti in diverse province del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, nelle ore serali e notturne, assaltando diversi impianti di distribuzione carburanti con l'utilizzo delle ruspe, per mezzo delle quali sradicavano le colonnine di erogazione self-service, asportando con il denaro contante al loro interno. Sono stati accertati profitti per decine di migliaia di euro e provocati danni ingenti ai titolari delle stazioni di servizio. Il gruppo criminale giungeva in Italia prevalentemente nei fine settimana, rubava pick-up e ruspe da cantieri e da depositi di noleggio delle macchine operatrici ed entrava in azione per poi espatriare nuovamente. Nuovi rintracci di migranti nella notte nella nostra regione, ma cambia la direttrice. Questa volta sono stati abbandonati nella Bassa Friulana, in particolare nella zona di Latisana, vicino alla stazione dei treni e in prossimità del casello della 4. Già intorno all'1 di questa notte ne erano stati individuati 4 all'imbocco dell'arteria, poi il definitivo rintraccio di 41 stranieri, tutti cittadini pakistani senza documenti, 10 dei quali minorenni. I minori sono stati accolti in strutture per under 18, tutti sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria, hanno operato militari della radiomobile insieme alle stazioni di Lignano Sabbiadoro e San Giorgio di Nogaro. Solo nei giorni scorsi 4 migranti erano stati individuati aggrappati sotto un camion nell'area di Fratta Nord, nel territorio di Teglio Veneto, in area di sosta della 4. Terza giornata di ricerche della donna di 56 anni di Castions di Strada che a inizio settimana si è allontanata dal centro di salute mentale di Latisana e di cui si sono perse le tracce. I vigili del fuoco che hanno allestito la base operativa vicino al CSM continueranno a battere anche oggi la zona urbana e quella extraurbana senza escludere i corsi d'acqua e le zone di campagna con i supporti delle unità cinofile, unità TAS, elicotteri dei vigili del fuoco, protezione civile e droni da Belluno e Rovigo.
Infortuni sul lavoro. Nella tarda mattinata di oggi a Ronchi, su un'azienda agricola dove un addetto, un uomo di 47 anni del posto, è caduto accidentalmente dalla scala dall'altezza di circa 4 metri. Nell'impatto al suolo ha riportato serie lesioni, ma non è in pericolo di vita. Invece ha riportato l'amputazione di 2 dita di una mano un operaio di Porpetto di 53 anni a seguito di un altro infortunio sul lavoro accaduto questa mattina in un'azienda di San Vito al Tagliamento. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone. La macchina sulla quale stava lavorando è stata posta sotto sequestro. Confcommercio Friuli Venezia Giulia ha presentato oggi l'indagine congiunturale del primo trimestre del 2021. Aumenta rispetto all'anno precedente la fiducia nel futuro, ma si teme il contraccolpo dello sblocco dei licenziamenti. 40.000 i posti a rischio. Il presidente D'Appozzo dice puntare sulla riqualificazione dei lavoratori. Cambio di passo importante del settore terziario del Friuli Venezia Giulia. L'indagine congiunturale del primo semestre del 2021 effettuata da Format Research per conto di Confcommercio ha mostrato come sia in notevole aumento la fiducia del primo settore regionale per numero di occupati e per ricchezza prodotta. Segnali di fortissima ripresa. Guardate, noi abbiamo dei comparti in fortissima crescita in questo primo trimestre, la manifattura, ma non solo, le costruzioni, il terziario che sta riprendendo posizioni tanto da avvicinarsi a quello che era il periodo pre-pandemico. Insomma, una regione Friuli Venezia Giulia che più di altre regioni d'Italia si sta dimostrando come dire, resiliente, resistente durante la fase pandemica, ma pronta per la ripartenza. Desta preoccupazione però per il settore lo sblocco dei licenziamenti. Con 40.000 posti di lavoro a rischio è prioritario puntare sulla riqualificazione dei lavoratori. A oggi, a inizio stagione, non si trovano camerieri, non si trovano cuochi, non si trovano gente con la conoscenza magari anche di un paio di lingue che si approccia al mondo del turismo. Abbiamo un eccesso di lavoratori in altri settori, pensiamo che con l'online probabilmente non ci sarà una necessità di tutte queste figure professionali nei negozi, nei supermercati e quant'altro. E quindi è giusto programmare una veloce riconversione, quello è l'investimento in welfare, di far sì che queste persone, soprattutto anche nei settori digitali, acquisiscano le competenze per fare un lavoro che non sarà più utile nell'immediato futuro, mentre sarà molto utile in altri settori che stanno crescendo. Il bilancio di Confidi Friuli approvato durante l'Assemblea Generale di sabato chiude con 435.000 euro di perdita, 380.000 dei quali, spiega il riconfermato presidente Cristian Vida, sono legate alle moratorie autorizzate dallo Stato, assorbite di fatto dal conto economico dei Confidi. Oggi incontro nella sede di Tavagnacco tra il nuovo CDA e l'assessore regionale Sergio Bini. Nei giorni scorsi Assemblea Generale, approvazione del bilancio, rinnovo delle cariche. Facciamo un po' il punto della situazione sul bilancio che chiude con una perdita di 435.000 euro che è giusto però contestualizzare. Esatto. C'è stata sì appunto l'Assemblea sabato scorso in cui è stato rinnovato il CDA, sono stato riconfermato Presidente. Contestualizziamo i 435.000 euro perché gran parte di questi, per oltre 380.000, derivano da moratorie che lo Stato ha ovviamente giustamente, visto il periodo, autorizzato nei confronti sia delle banche che dei confidi, moratorie che non hanno fatto nient'altro che ovviamente posticipare tutta una serie di commissioni. Abbiamo continuato a garantire uno stock di oltre 38 milioni di euro a costo zero per i nostri soci. Come ente del territorio, come ente che opera a favore delle piccole e piccolissime imprese, abbiamo deciso come CDA, già quello passato, di assorbire completamente questa perdita. Avremo bisogno nel primo anno e mezzo di dare un grossissimo supporto alle imprese e Confidi Friuli sta mettendo i ferri in acqua per tutta una serie di iniziative per favorire quella che è la ripresa immediata, quindi per dare il credito giusto a chi ha voglia di fare. La Regione Friuli Venezia Giulia ha sostenuto sia la fase emergenziale con dei contributi ad hoc dati ai confidi e sia questa fase della ripartenza. Ecco, vi do un dato molto importante, noi abbiamo liberato poche settimane fa 15 milioni di euro per il sistema dei confidi del Friuli Venezia Giulia. Sono cifre importanti che sicuramente verranno iniettate nel sistema economico della nostra regione.
Il super bonus dà un'accelerata anche alla riqualificazione energetica degli edifici dell'edilizia pubblica. All'Ater di Pordenone sono in partenza lavori su 350 edifici per 60 milioni di euro di lavori. Anche l'edilizia pubblica si mette in moto per sfruttare il super bonus e rinnovare i propri immobili dal punto di vista dell'efficientamento energetico. E così l'Ater di Pordenone, dove oggi è stato in visita il deputato del Movimento 5 Stelle Luca Sutt, sta per dare avvio ai cantieri. Diciamo che ci hanno rappresentato una situazione in cui sono a buon punto perché verranno avviati i lavori da agosto. Stiamo parlando un totale di 60 milioni di lavori che andranno ad efficientare dal punto di vista energetico gli edifici appunto per l'edilizia pubblica. Porteranno un vantaggio anche per i cittadini che ci abitano perché ci sarà una riduzione appunto dei consumi. Lavori che daranno una boccata d'ossigeno anche alle aziende del territorio. Stiamo parlando di un totale di 350 edifici che daranno lavoro a imprese del Triveneto, la maggior parte del Friuli Venezia Giulia, quindi la dimostrazione che il super bonus, che mi ha visto in prima linea a livello nazionale per tutta la fase emendativa di miglioramento di questa norma, tuttora in corso, è una norma quindi che funziona e lo dimostra anche dal punto di vista dell'edilizia ex case popolari. Pordenone e Cordenons dichiarano guerra ai questuanti in città, invitando le persone a non dar loro denaro e a rivolgere la loro carità verso le associazioni del territorio. Nel 2020 la polizia locale ha sanzionato una ventina di accattori molesti colpiti da Daspo Urbano. Niente elemosina. Se si vuole aiutare il prossimo, meglio versare i propri soldi alle associazioni caritatevoli del territorio. Questo è il messaggio lanciato dai comuni di Pordenone e Cordenons nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione per sensibilizzare le persone a non dare denaro a chi chiede l'elemosina, spesso con la mano tesa, non per vere esigenze personali. Tante volte quando si fa l'elemosina per strada in realtà non si aiutano quelle persone perché sono parte di un racket criminale. Noi diciamo: volete aiutare qualcuno? Soprattutto cerchiamo di identificare chi sono i veri poveri, ci sono i servizi sociali, per questo abbiamo messo anche i numeri di telefono da contattare per fare in modo di aiutare chi effettivamente ha bisogno. I comuni in via preventiva puntano a sensibilizzare non solo i cittadini ma anche i turisti. E sensibilizzarli a segnalare eventuali situazioni che si possano creare. Il territorio Cordenons e Pordenone è comunque sotto controllo e non ha situazioni particolarmente gravi. La Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons nel 2020 ha sanzionato 20 persone per accattonaggio molesto, tutti stranieri e in genere giovani, raggiunti da un Daspo urbano e ora continua nel monitoraggio. Si è passati dalla tradizionale persona che occupa uno spazio con un cartello davanti alla chiesa, davanti ai supermercati, a una forma di questo da passeggio, quindi all'interno delle persone che stanno vedendo le bancarelle piuttosto che vedendo le vetrine. Quindi con le nostre pattuglie pediate cerchiamo di intercettare il più possibile queste persone che sanno ovviamente di svolgere un'attività che non è consentita e illecita. Torniamo a Udine, dove 200 bambini nella sola scuola primaria Alberti hanno aderito questa mattina alla battaglia del panino. La protesta è indetta contro il servizio mensa erogato durante le pause pranzo. Meno di 20 invece gli alunni che non hanno partecipato all'iniziativa, che si è estesa anche in altre scuole elementari di Udine. Un panino al prosciutto e un frutto. Questo è il pasto al sacco che questa mattina centinaia di genitori udinesi hanno preparato per i propri figli, aderendo alla cosiddetta battaglia del panino, la protesta lanciata contro il servizio mensa. Mangiavano proprio da paura in classe, arrivavano a casa con il mal di pancia, mal di testa e ovviamente abbiamo aderito a questo sciopero per giusta causa. Perché non piace la qualità del cibo? È proprio malissimo, bambini tornano a casa sempre affamati. Bisognava farlo anche prima. Che cosa avete preparato? Panino semplice col prosciutto e un frutto. L'idea nasce dal malcontento generale di tutta la scuola. Nasce da dei pasti scadenti, dei pasti che chiaramente non hanno delle aspettative alte, dei pasti scarsi, dei pasti acquosi. E nasce da un pagare un pasto appunto inadeguato e quindi ci siamo tutti quanti stufati. Lo sciopero, proposto dalle famiglie della scuola primaria Alberti, ha poi coinvolto anche la Carducci e la Marconi. Un panino day che nella sola primaria di via Baldasseria Media ha raggiunto percentuali di adesioni bulgare. Lo sciopero di oggi ha un obiettivo ben preciso, migliorare le cose per il prossimo anno, è così?
Allora sì, sicuramente, spero vivamente, credo di parlare anche a nome di tutti i genitori e degli insegnanti, che a costo di pagare qualche soldo in più, qualche euro, centesimo in più, riusciamo ad avere un servizio migliore e magari una ditta migliore. La storica scuola elementare Gabelli di Pordenone è stata rinnovata e rinforzata dal punto di vista antisismico con un intervento di 1.600.000 euro. Una scuola più sicura, rinforzata dalle fondamenta al tetto e resa antisismica. La Gabelli di Pordenone, storico istituto cittadino, ha ultimato la ristrutturazione grazie a un contributo da 1.640.000 euro di fondi statali e regionali. Le opere, seguite dall'assessorato ai lavori pubblici guidato da Walter De Bortoli, sono iniziate ad agosto e finite un mese in anticipo. Credo che sia una bella notizia per la comunità sapere che un luogo bello, importante, storico come questo è diventato anche sicuro dal punto di vista sismico. Tutti abbiamo in mente ancora le nefaste conseguenze dei terremoti. I genitori, gli insegnanti, i ragazzi stessi devono sapere che entrando nelle scuole elementari, medie, negli asili di Pordenone entrano in luoghi sicuri, non solamente dal Covid. Durante il cantiere le lezioni sono proseguite regolarmente. Un intervento che ha determinato una riorganizzazione ferrea di tutti gli spostamenti, di tutti gli spazi, dell'utilizzazione dei luoghi durante l'anno, con la grandissima collaborazione del personale scolastico, delle maestre e una partecipazione attenta da parte di tutti i bambini. A coronamento della giornata è stato scoperto un mosaico della scuola Mosaicisti di Spilimbergo nell'atrio della scuola, donato dalle donne della Fidapa. L'opera, realizzata da Chiara Platolino, ha vinto il premio Vittoria Lata edizione 2020, promosso da Fidapa, ed è dedicata alle maestre pordenonesi nate prima del 1940. Non ho dato volti a queste figure per la semplice questione che vorrei che gli spettatori mettessero loro i volti che ricordano del loro periodo scolastico. Siamo allo sport. Sabato 5 giugno il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, farà visita al Friuli Venezia Giulia, incontrando il presidente della sezione regionale della Federcalcio Hermes Canciani e il governatore Massimiliano Fedriga. L'incontro sarà anche l'occasione di parlare della ripartenza. Intanto è ufficiale l'inizio del campionato carnico quest'estate e la fusione tra terza e seconda categoria. Tutti gli aggiornamenti in Sport FVG in onda al termine del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona serata con Telefriuli. Arrivederci.